Da cava di ghiaia dismessa a bacino di laminazione. Ci sono voluti 4 anni e altrettanti milioni di euro stanziati dalla Regione Veneto per completare i lavori di riconversione dell'enorme buco presente sul territorio di Riese Pio X in una cassa di espansione in grado di contenere fino a 500.000 metri cubi di acqua provenienti dal canale Brenton, da cui l'invaso è collegato attraverso una condotta lunga 600 metri. Per poter riutilizzare la ex cava Bergamin si è resa necessaria una lunga e costosa opera di bonifica del sito. Una volta dismessa oltre 20 anni fa, la cava di ghiaia era infatti diventata una discarica di rifiuti di diversa natura e provenienza. Ci sono volute le alluvioni dell'autunno del 2010 che hanno coinvolto 500.000 veneti e 227 comuni perché si comprendesse lo stato di dissesto idrogeologico inverso al territorio veneto, e la ex cava di Riese Pio X è uno dei 5 bacini di laminazione che saranno completati entro il 2014, insieme con quelli di Montebello, Caldogno, Trissino e Monteforte, e che potranno contenere tra i 3 e i 5 milioni di metri cubi di acqua. Per capacità di ricezione idrica, la ex cava di Riese Pio X è la più piccola tra quelle messe in cantiere dalla Regione Veneto. E la utilizzeremo in 2 modi. Il primo lo utilizzeremo per laminare le piene del Brenton, affluente in destra attraverso la vanale del Muso dei Sassi, quindi metteremo in sicurezza idraulica Castelfranco e i comuni che sono a valle, quindi Castelfranco, Resana, Loreggia, Campo San Piero, fino a Padova. Poi sarà adoperata anche come bacino antisiccità per una piccolissima parte, per circa 300.000 metri cubi. A fine degli anni 90 la Regione voleva destinare un'altra cava 2B, perché già un altro sito c'è già in comune di Riese. Per fortuna l'alluvione di Castelfranco del 98 ha fatto pensare di cambiare tendenza, quindi prevedere questi bacini di laminazione che possono contenere le piene ma anche possono essere utilizzati nei periodi di siccità per l'irrigazione, visto anche i problemi ambientali che stanno venendo avanti.